Buongiorno da Leandro Maggi, Rovigo in diretta, siamo a Taglio di Po, Villa Casena e siamo in questa splendida cornice perché è la prima tappa di Ville da leggere, promosso dall'Associazione Ville Venete dell'Adige e dall'Associazione Editori. E siamo con il relatore di questa prima giornata, Diego Crivellari. Buongiorno Diego. Che libro ci presenti questa sera? Questa sera mi è stato chiesto di presentare una nuova edizione di Scrittori mito nella Delta del Po, che è un libro che è uscito da un po' di tempo, che però sta dando soddisfazioni. Lo faccio molto volentieri in questa splendida serie di Kazan perché nel libro, chi l'ha letto lo sa, si parla della presenza di Lord Byron nel Delta del Po. È una figura di letterato su cui potremmo sprecare veramente intere giornate, convegni. È un mito soprattutto nel mondo anglosassone, noi lo conosciamo, molto spesso ricordiamo questa presenza di Lord Byron tra Ravenna e Venezia, ma il Delta è stato teatro anche di uno dei suoi ultimi amori, quello con la contessa Guiccioli. Quindi tra i miti, le leggende, le storie anche vere, reali che hanno attraversato il Delta, diciamo che un posto d'onore questa sera avrà sicuramente questo grande letterato avventuriero inglese. Te la più giovane d'Italia per definizione la nostra, però poi scopriamo che ci sono un sacco di storie, tipo qua questa che hai citato a Kazan, ma ci sono ville che io non sapevo neanche esistessero, hanno appena restaurato e recuperato una villa a Panarella, quindi però non siamo consapevoli noi polesani di questa storia, o sbaglio? È un patrimonio, se ci riferiamo anche alle ville, alle residenze del Delta, che è stato magari in larga parte anche perso, anche questo dovuto alle vicissitudini del nostro territorio che mai conosciamo. Quello che si è invece salvato è stato preservato, invece occorre secondo me, come tu giustamente rilevavi, farlo conoscere un po' di più. Kazan di queste realtà così belle, ma che sono peraltro, come si diceva prima, legate anche a una storia molto importante, una storia europea, non soltanto locale. Sono d'accordo sul fatto che bisogna probabilmente essere più consapevoli di questo patrimonio, che è un patrimonio di tutti, potrei dire, nel misura in cui è riconosciuto come patrimonio di tutti, allora c'è una consapevolezza che cresce, un orgoglio, ma anche una predisposizione a tutelare queste realtà. Quindi ne approfitto per fare i complimenti alla famiglia Bennett Avanzo, che stanno facendo un'opera di recupero importante e far conoscere il nostro territorio. Ricordiamo che qua ci sono un sacco di turisti anche che vengono dall'America, Russia prima, adesso un po' meno. Parlavano non a caso del fatto che Byron è un biglietto da visita ed è un mito soprattutto per quella cultura inglese, americana, eccetera, insomma, quindi non credo sia un caso che buona parte di questa utenza venga a caccia di quelli che poi sono stati gli ultimi mesi di vita di Byron prima del suo sfortunato viaggio in Grecia, dove andava a combattere per l'indipendenza. Insomma, profumo di storia, quindi questa è una cosa che si lega sempre bene anche a vacanze fatte, come si vede magari in mezzo al verde, è una tenuta così gradevole, insomma. Ti ringrazio Diego, come sempre, è un piacere incontrarti. Io un po' ti massacro, però. No, ma è un massacro dolce, quindi va bene così. Grazie. Ciao Diego, grazie.